Lunedì apre l'hub al Palacongressi di Agrigento. Medici Senza Frontiere chiede di sospendere i brevetti sui vaccini durante la pandemia. Incidente in campagna, muore 81enne pensionato di Cammarata, stava arando il terreno. I Lions impegnati in 11 progetti per la Sicilia ed Agrigento, cani guida assegnati ai non vedenti. Semaforo verde, riparte l'eccellenza, sarà un campionato senza retrocessioni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. 38 nuovi casi positivi, un nuovo ricovero e 23 guariti. E questo è il bilancio del bollettino dell'ASP di Agrigento per la giornata di ieri. Su base provinciali, nuovi casi di Covid-19 arrivano dopo 494 tamponi realizzati che in parte sono derivanti dalle attività di verifica negli istituti scolastici, dove come noto sono stati registrati diversi casi. Sono ad oggi 25 soggetti ricoverati in degenze ordinarie e 2 quelli che si trovano in terapia intensiva. Il commissario dell'ASP Mario Zappia ammette degli errori nelle vaccinazioni, ma assicura che da lunedì prossimo aprirà il centro vaccinale al Palacongressi di Agrigento. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Finalmente si passa alla fase più operativa e fattiva per la somministrazione dei vaccini anti-Covid nella nostra città. Sarà infatti pronto da lunedì il nuovo centro vaccinale che si aprirà al Palacongressi di Agrigento al Villaggio Mosè. Una notizia già annunciata e confermata dal primo cittadino Franco Miccichè in occasione della conferenza stampa che si è svolta ai Filippini. Oggi arriva anche la conferma in un suo video da parte del commissario Zappia dell'ASP. Si somministreranno infatti in una prima fase vaccinale presso la struttura congressistica, afferma Zappia, 1200 vaccini al giorno, poi si alzerà il numero fino a 1680 quotidiani per arrivare alla massima somministrazione di 2160 dosi al giorno. In 10 giorni, afferma il commissario, dovremmo arrivare alla somministrazione totale di 36.720 dosi. Un ottimo segnale, finalmente qualcosa comincia a muoversi più speditamente in una struttura certamente più confortevole e sicura che quella dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove finora non è stato un ottimo esempio da seguire per organizzazione, sicurezza e logistica, considerando anche le tante segnalazioni arrivate alla nostra redazione. La nostra provincia la settimana prossima, da lunedì 8, dove sarà il giorno dell'inaugurazione, avrà un punto, un hub vaccinale importante che è quello del Palacongressi. Il Palacongressi è una bellissima struttura sita nella nostra città di Agrigento. Vedremo lì a regime 45 punti vaccinali, quindi diventa uno sforzo importante per poter somministrare un numero di vaccini abbastanza significativo. Nella nostra programmazione abbiamo nella prima settimana di somministrazione abbiamo l'attivazione progressivamente da 25 fino a 45 punti vaccinali, quindi da 1200 vaccini al giorno che verranno somministrati all'interno dell'hub del Palacongressi. Arriveremo con una progressione a 35 poltrone vaccinali, a 1680 vaccini al giorno, per arrivare a 2160 vaccini al giorno, che nell'arco di 10 giorni sviluppano circa 36.720 vaccini, quindi iniziamo a somministrare dei numeri importanti. Quindi capite bene che la nostra organizzazione si sta spendendo prioritariamente per garantire alla nostra provincia un numero di vaccini sufficiente per poter uscire nel più breve tempo possibile da questa paura, da questa pandemia, e vogliamo uscirne nel più breve tempo possibile. Il fattore limitante di tutto questo sono i vaccini, ma confidiamo che man mano che si andrà avanti con le settimane, all'AstraZeneca, del quale ne sono arrivati 100.000 per tutta la Sicilia, quindi una quota sarà anche per noi, riusciremo poi con il Johnson & Johnson ad avere dei numeri più importanti per arrivare a questi numeri. 2160 vaccinazioni al giorno diventano dei numeri importanti e ci porteranno lentamente all'inizio, ma sempre più speditamente cammin facendo, all'uscita da questa benedetta sfida che ci avvolge tutti, diciamo che è abbastanza avvincente anche per noi operatori.
io faccio due considerazioni. Abbiamo avuto, in conclusione, abbiamo avuto uno sforzo enorme per fare in modo che questi 16 punti vaccinali che già conoscete, ai quali si aggiunge l'hub, potessero essere a disposizione delle persone. Ci siamo sforzati di fare in modo che la vaccinazione avvenisse in maniera, diciamo, anche confortevole oltre che agevole per le persone. Abbiamo avuto qualche brutta esperienza e quindi abbiamo sbagliato in alcune somministrazioni, perché avrete anche voi sentito che ci sono state alcune persone che sono state costrette a venire 2 volte. Io ho telefonato personalmente alle loro famiglie per scusarmi di quello che è stato il disagio che gli abbiamo provocato. Loro hanno recepito, ma già l'indomani sono state tutte prontamente vaccinate. Ovviamente hanno gradito molto anche questo atto di delicatezza nei loro confronti, per me doveroso, e devo dire che anche loro hanno ringraziato il personale per la gentilezza, per la delicatezza che ha avuto nei loro confronti. Ed il comune di Realmonte si attiva per agevolare le vaccinazioni degli over 80. Vediamo. Un incontro operativo si è svolto al comune di Realmonte al fine di mettere a punto un piano che consenta un efficace servizio di vaccinazione agli over 80 e ai soggetti anziani che vivono in situazioni di particolare criticità. Il coordinamento ha programmato le attività che prevedono di agevolare le procedure per la prenotazione, il trasporto, la distribuzione, nel caso di soggetti invalidi intrasportabili, la somministrazione delle dosi presso il domicilio del richiedente, previa acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali. All'incontro del centro operativo comunale erano presenti il primo cittadino Sabrina Lattuca, l'assessore Rosalia Anastasi, il dirigente generale del comune Giuseppe Vella, il responsabile della protezione civile Vincenzo Cottone e i componenti del tavolo della solidarietà. Sono felicissima di potervi comunicare che finalmente siamo Covid-free. Abbiamo superato il momento di criticità. Questo tuttavia non ci deve fare abbassare la guardia, quindi dobbiamo continuare a rispettare rigorosamente la normativa anti-Covid. Inoltre vi aggiorno su un incontro che è stato fatto stamattina. In amministrazione comunale, COC e Protezione Civile hanno posto in essere un tavolo operativo. Ciò è finalizzato a una maggiore celerità ed efficienza della campagna vaccinale rivolta agli ultraottantenni. Ci rivolgeremo nei prossimi giorni ai medici di base e infine al tavolo della solidarietà per rendere la procedura di vaccinazione più snella, quindi raggiungeremo tutti i soggetti fragili, raggiungeremo i soggetti che non hanno la possibilità di recarsi a fare il vaccino, raggiungeremo chi non riesce a fare l'istanza, quindi di prenotazione, raggiungeremo chi è dichiarato intrasportabile in modo da fargli fare la vaccinazione domiciliare al fine di arrivare al traguardo sperato, che è quello di vaccinare tutti e raggiungere l'immunità di gregge. Inoltre vi aggiorno che ho fatto delle istanze finalizzate ad uno screening di massa o, nel caso in cui non ci fossero tamponi sufficienti, finalizzato a uno screening alle categorie più fragili. Detto questo, vi invito, e non mi stancherò mai di farlo, alla responsabilità. Osserviamo rigorosamente la normativa anti-Covid e presto, si spera, si raggiungerà la fine di questo tunnel. Sospendere temporaneamente i brevetti ed altri diritti di proprietà intellettuale su farmaci, test diagnostici e vaccini anti-Covid-19 per tutta la durata della pandemia. Questa è la richiesta di Medici Senza Frontiere. I dettagli nel servizio. La partita contro il Covid-19 è ancora tutta da giocare. Per contenere e sconfiggere l'epidemia servono strumenti diagnostici adeguati, un vaccino e terapie efficaci. E serve che siano per tutti. Fermiamo insieme la pandemia, unisciti anche tu alle nostre richieste. Questo è il testo di una petizione popolare fatta dall'organizzazione Onlus Italiana, con raggio di azione mondiale, Medici Senza Frontiere di Gino Strada, in merito proprio alla liberalizzazione del vaccino o alla sua riduzione del prezzo.
Mentre è incoraggiante vedere come nelle iniziative di governi e attori internazionali sia sempre più ricorrente il riferimento al vaccino contro il Covid-19 come un bene pubblico, è essenziale che i meccanismi che regolano la cooperazione tra Stati e le modalità di distribuzione e di accesso al vaccino siano chiaramente definiti in modo da garantire equità e inclusione di tutti i Paesi. Esiste infatti una reale preoccupazione per Medici Senza Frontiere che si instaurano meccanismi a più livelli in cui gli Stati economicamente più forti si possono assicurare un vantaggio, una maggiore libertà di utilizzo del prodotto rispetto agli Stati più deboli. In tempo di pandemia sarebbe auspicabile per Medici Senza Frontiere assicurare con la necessaria coordinazione delle organizzazioni mondiali della sanità una condivisione trasparente dei saperi, degli accordi sulle proprietà intellettuali esistenti e dei contributi pubblici ricevuti dall'industria farmaceutica, a cui non deve essere lasciata libera iniziativa nella definizione del prezzo e della distribuzione dei vaccini. Dall'altra parte, le istituzioni internazionali devono arrivare a una chiara definizione delle procedure e delle regole in modo che i futuri prodotti medici sul Covid-19 siano disponibili e accessibili a livello globale. Per consentire un accesso al vaccino e a terapie efficaci contro il Covid-19, tutti i provvedimenti politici e legali esistenti, inclusi quelli che regolano i diritti di proprietà intellettuale nel commercio internazionale, i cosiddetti TRIPS, dovrebbero essere incoraggiati. Medici Senza Frontiere continua come per permettere la produzione locale di prodotti farmaceutici in tutto il mondo deve essere promosso l'uso governativo di licenze obbligatorie. È indispensabile quindi includere nei diversi tavoli negoziali anche i paesi a medio e a basso reddito per favorire una ricerca che tenga conto ugualmente delle istanze e dei sistemi più fragili. Da 50 anni i nostri medici vedono con i propri occhi quanto monopoli e prezzi elevati abbiano un impatto drammatico sulla salute delle persone. Ad esempio, le terapie antiretrovirali che hanno sensibilmente ridotto il numero di decessi HIV e AIDS nei paesi ricchi, sono sbarcati in Africa soltanto 10 anni dopo, con la produzione e l'esportazione delle prime versioni generiche indiane. Non possiamo permettere che ciò accada di nuovo. Il settore farmaceutico difficilmente andrebbe in crisi, ne subirebbe perdite anche in caso di una severa regolamentazione dei prezzi. Quindi l'accessibilità universale al vaccino contro il Covid-19 non è solo una questione di equità, ma è anche la precondizione necessaria per far sì che si inneschi il fenomeno noto come immunità di gregge, utile a scongiurare ondate epidemiche successive. Quindi non chiediamo la luna, conguida Medici Senza Frontiere, spazio alle cure. Quindi firma il nostro appello per chiedere l'accesso alle cure per tutti. Tragedia in contrada a Ficuzza, vicino alla statale Agrigento-Palermo. A perdere la vita a seguito di un incidente in campagna è stato un pensionato 81enne, GR, queste le sue iniziali, di Cammarata. Dare l'allarme all'orario di pranzo, quando l'anziano, descritto come una persona molto abitudinaria, non è tornato a casa, sono stati familiari. L'uomo era andato in campagna per arare il suo appezzamento di terra. Lì si sono precipitati sia i familiari che i carabinieri della locale compagnia, che sono coordinati dal capitano Sabino Dente. Il pensionato è stato subito trovato e, stando a quanto è stato ricostruito, era ancora vivo ma agonizzante. Sul posto, scattato l'allarme, si è portata un'autoambulanza del 118 e un elisoccorso. I sanitari non hanno potuto però far altro che constatare il decesso dell'81enne pensionato. I carabinieri della compagnia di Cammarata hanno poi naturalmente ricostruito, sentendo i familiari, la giornata dell'uomo, che non è chiaro per quale motivo, se un malore improvviso o un'errata manovra del trattore, è di fatto rimasto vittima di un incidente in campagna. 8 persone sono state denunciate per l'incidente sul lavoro verificatosi il 30 settembre scorso a Caronia, in cui ha perso la vita, fulminato, un operaio 37enne. Nell'incidente, verificatosi in contrada Piano Buffi, perse la vita Paolo Villareale, 37enne, operaio della ditta Sirti Energia SpA, impegnato in alcuni lavori di manutenzione della linea elettrica ad alta tensione.
Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, il giovane operaio perse la vita folgorato da una scarica elettrica verosimilmente trasmessa dal cavo che stava sostituendo. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti, oltre al personale del 118, i carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra, unitamente al personale dell'Ispettorato del Lavoro di Messina, che hanno avviato le indagini finalizzate all'accertamento delle cause del decesso. A conclusione delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Caronia, con l'ausilio di personale dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Messina e dirette dal pubblico ministero Alessandro Lia, sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Patti 8 persone ritenute responsabili a vario titolo di omicidio colposo in concorso e violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro. Gli 8 indagati sono responsabili del cantiere di Caronia, dipendenti della Terna Rete Italia SPA, società appaltante, e della Sirti Energia SPA, società esecutrice dei lavori di manutenzione. Gli accertamenti hanno permesso di approfondire la dinamica del sinistro, nonché di riconoscere i fatti e di far emergere numerose presunte omissioni commesse dal personale di entrambe le menzionate società per permettere agli operai di lavorare in sicurezza. Le presunte omissioni in materia di sicurezza sul lavoro, anche in considerazione del valore massimo di rischio presente al momento dei fatti, quantificato dagli ispettori del lavoro secondo il metodo INAIL, sarebbe da ritenersi per gli inquirenti strettamente correlate con l'infortunio mortale, poiché concorrenti nel creare la situazione di assenza di sicurezza che ha portato al decesso dell'operaio, che è stato attraversato dalla corrente elettrica presente sull'area di cantiere, poiché sotto tensione. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro dei luoghi per procedere a un incidente probatorio che si è svolto questa mattina con gli accertamenti svolti da ingegneri e tecnici specialisti ai quali è stato affidato l'incarico di consulenti tecnici. La Commissione Bilancio dell'ARS aveva approvato con ampia maggioranza in meno di un'ora martedì 2 marzo il disegno di legge di bilancio di previsione proposto dal governo Musumeci. I componenti, coordinati dal presidente Riccardo Scavona, avevano approvato il bilancio e non la finanziaria. Si è chiusa alle 5 del mattino la seduta della Commissione Bilancio ARS, che ha approvato oggi la manovra finanziaria. Bilancio e legge di stabilità saranno incardinati in aula lunedì prossimo 8 marzo. La seduta è convocata per le ore 17. Si dilata pertanto il termine di conclusione già scaduto lo scorso 28 febbraio, entro cui bilancio e finanziaria avrebbero dovuto ricevere il sì dall'Assemblea regionale, così come imposto dall'accordo tra Stato e Regione del 14 gennaio scorso sul pagamento a rate in 10 anni del disavanzo di 1 miliardo e 700 milioni di euro. Inoltre tale ritardo provoca il perdurare dell'esercizio provvisorio del bilancio, con conseguenti blocchi di spesa che ne derivano. All'appello manca tra l'altro il rendiconto, ovvero il consuntivo di bilancio dell'anno 2019, su cui poi dovrà pronunciarsi per il giudizio di parifica la Corte dei Conti, e il semaforo verde al rendiconto è ritenuto dalle forze politiche d'opposizione la condizione necessaria per poi approvare bilancio e finanziaria. La solidarietà dei Lions si traduce in 11 progetti per la Sicilia. Scopriamo quali con il nostro direttore Arturo Cantella. Saranno 11 progetti di solidarietà finanziati dal distretto Lions 108 YB Sicilia, con i residui della Convention di Milano e con un contributo distrettuale per un importo complessivo di 50.000 euro, cui si aggiungeranno per i singoli progetti apporti dei soci dei Lions Club. A Palermo, per la prima circoscrizione, è stato già autorizzato un intervento strutturale nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'Arnas civico, che ha in carico tutti i bambini e ragazzi affetti da leucemie e tumore solidi della Sicilia occidentale. Saranno fatte delle migliorie per i reparti di degenza e il Day Hospital. In provincia di Trapani, seconda circoscrizione, si realizzerà il progetto Un ospedale a misura di bambino, con la donazione di poltrone relax per i reparti di pediatria degli ospedali di Trapani, Marsala, Castelvetrano, da destinare ai familiari dei bambini in degenza. Anche a Catania, quinta circoscrizione Catania Centro, l'attenzione è per i più piccoli pazienti del centro Wonderland, struttura creata per i bambini affetti da gravi malattie oncologiche, che, reinterpretando l'esperienza di Casa Ozzi, li accoglie in uno spazio ospitale attrezzato di laboratori e sale giochi, sito in via Filippo Paladino 9.
È previsto altresì un allestimento di alloggi per i piccoli pazienti con l'intervento della LCIF. A Mister Bianco, per la sesta circoscrizione, Catania, Etnea e Ionica, si realizzerà uno spazio espositivo con una mostra permanente sull'eruzione dell'Etna del 1669 all'interno del parco di Campanarazzu, adiacente la Chiesa Madre. A Siracusa, settima circoscrizione, con il progetto Lotta antincendio boschivo con mezzi tecnologici, si forniranno ad associazioni di volontari esperti in antincendio sia droni di ultima generazione dotati di telecamere termiche ad alta definizione per rilevare dall'alto principi di incendi, che un carrello per il trasporto di una autopompa. In provincia di Ragusa, ottava circoscrizione, saranno realizzati 2 progetti. A Ragusa, presso il centro autismo dell'ASP, si attrezzerà una sala multisensoriale Snow Ezelen per il trattamento terapeutico e riabilitativo dei bambini affetti da disturbi dello spettro autistico. A Modica, con il progetto Grani e Mani, sarà realizzato un laboratorio per l'uso delle tecniche di trasformazione delle farine presso la comunità alloggio delle suore carmelitane missionarie per istruire le ragazze minorenni ospiti ad acquisire un mestiere. Sono 4 le circoscrizioni che hanno scelto di donare un cane guida ad un non vedente. Si tratta delle 2 circoscrizioni della provincia di Messina, la terza area ionica e la quarta l'area tirrenica, della 9ª circoscrizione, che riunisce le province di Enna, Caltanissetta e Caltagirone. Il cane guida della 9ª circoscrizione è stato assegnato a un non vedente di San Giovanni Gemini, il cane guida della 10ª a una signora non vedente di Sciacca. I cani guida dell'area di Messina sono in corso di assegnazione. Mandorlo in fiore nel 2019 a spegnere la musica è stata la morte dell'assessore Sebastiano Tusa. Quell'edizione si è conclusa senza le esibizioni dell'ultima giornata, quella più importante in cui si assegna il Tempio d'Oro. Poi lo stop alla Kermesse per 2 anni a causa della pandemia. Solo la guerra in passato aveva fermato i festeggiamenti. Margherita Trupiano. Quest'anno non ci siamo neanche accorti se e quando la primavera annunciata con la fioritura precoce dei mandorli fosse arrivata in quella valle dei templi meravigliosa che ogni anno spalanca le sue porte alla sagra del mandorlo in fiore. Porte spalancate ogni anno anche nel centro cittadino, con quel tripudio di suoni, luci, colori, danza, musiche che hanno un unico denominatore: pace e fratellanza. Neanche quest'anno abbiamo potuto leggere la gioia nei sorrisi di adulti e piccini, quel sentirsi per una settimana un solo unico grande popolo. L'emergenza Covid ha preso il dominio di tutto, delle nostre vite, delle nostre tradizioni, sconvolgendo rapporti e appuntamenti. Un altro anno senza la sagra del mandorlo, osannata, attesa, anche polemizzata spesso dagli agrigentini, ma si sa, lo fanno perché amano la festa e le critiche immancabili sono finalizzate alla possibilità che sia sempre migliore. Un rapporto viscerale, quasi atavico con la città di Agrigento, tanto da fare opporre da tanti il rifiuto a mutarne il nome da sagra in festa. Eppure la primavera è arrivata, nonostante tutto. La valle offre lo spettacolo della candida coltre di fiori profumati e anche silente. Assente giocoforza, la sagra del mandorlo c'è, con i suoi fiori, segno di rinascita, di attesa e ciclico cambiamento. La sagra c'è per testimoniare che tutto possa finir presto.
In occasione della giornata dei beni culturali siciliani, mercoledì prossimo 10 marzo sarà ingresso gratuito per i siti culturali della regione siciliana. Nella provincia di Agrigento aderiscono la Valle dei Templi, il Museo Pietro Griffo e il sito archeologico di Eraclea Minoa. L'8 marzo si avvicina e rappresenta ormai da anni un'occasione per rivendicare i diritti delle donne. Quello più importante è il diritto alla vita. Vediamo. Sarebbe eroico quanto titanico raccontare in poche righe cosa si celi dietro il volto stanco, mesto, sorridente ed a tratti indifferente di una donna, la stessa che poco prima di aver messo su proprio quel volto ha affrontato 1001 battaglie interiori, un misto di sorriso e pianto hanno segnato i suoi occhi testimoni della sua e di altre 100 vite per le quali si è spesa, per le quali ha inciso le sue mani, ha sbracciato i suoi polsi, ha ferito le sue ginocchia, perennemente a carponi per accudire i figli, per raccogliere le briciole da terra, per ripulire i pavimenti, per dare un bacio a chi ama. Manca poco alla celebrazione della giornata internazionale dedicata alle donne. Nato da un destino funesto, l'8 marzo rievoca nelle nostre menti quanto grande e sempre materno sia il cuore di una donna. La donna, pur magari non divenendolo in vita, nasce già mamma. Dentro di lei scorre un sangue dolce, linfa vitale ed infinita. Mai come quest'anno occorre rivolgere uno sguardo alla fetta rosa del mondo, spesso costretta a subire efferate e brutali violenze, come se non avesse importanza che proprio quella fetta rosa si trovasse esattamente dove si trova a fare esattamente le cose immense che fa. Il nostro pensiero dunque va alle tante vittime di soprusi, botte, violenze sessuali, va alle giovani madri lasciate per strada da uomini balordi e senza pudore, va alle bimbe stuprate da viscidi e putridi orchi che spesso dimorano in casa delle stesse giovani vittime, va alle adolescenti adescate online da parte di gente senza scrupoli, va alle tante nonne e non morte quest'anno a causa del Covid-19 che ha stravolto le nostre vite, alle madri che non hanno potuto abbracciare i propri figli perché lontani ed impossibilitati in questo periodo storico e sanitario a prendere un volo, alle fidanzate uccise, dei partner appena 19enni e già piccoli, grandi mostri dell'orrore, alle cantanti la cui voce è stata spezzata da mariti gelosi e possessivi non in grado di guardare al di là del proprio naso, va alle mamme mai divenute mamme. Il nostro pensiero va alle 30.000 spose e bambine che ogni giorno, in ogni parte del mondo, sono costrette ad un volere superiore dettato da culture arcaiche e superbe. 700 milioni di spose e bambine tra i 9 e i 10 anni e la cifra, stando ai dati, potrebbe arrivare a 800 milioni. Va alle donne alle quali, nonostante il loro ruolo paritario ed emerito, viene additato il copione dell'essere inferiori, del non sarai mai come un uomo, come se possedere un titolo, una carica, per molti, fosse autorevole solo se considerato al maschile. Certo, direttore fa più sostanza di direttrice, così come ministro rispetto ministra, sindaco rispetto a sindaca e così via. Ebbene, in una cultura dove spesso purtroppo trapela una qualche forma di sessismo, non vi sarà mai spazio ad una narrazione reale della donna, piuttosto sussisteranno solo pesanti atti d'accusa. Fermati donna, fermati mamma, eroica compagna. 4 minuti di ninna nanna dolce solo per te, una doccia calda. Sarà magari straziante ripercorrere ad occhi chiusi la giornata andata a male, stancante, ma solo questo porterà gli spettatori sociali ignari ed inetti a conoscere questo male. Auguri ogni giorno di questa vita. La dea Fortuna fa tappa a Porto Empedocle, una cifra che non cambia la vita ma di certo aiuta a vivere meglio. Nel corso del 4 marzo infatti è stato messo a segno un 5 al Super Enalotto dal valore di quasi 25.000 euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di via Roma, numero 6 a Porto Empedocle. Nel frattempo il jackpot ha raggiunto i 117 milioni di euro con il 6 che manca dal 7 luglio scorso. In quell'occasione erano stati vinti 59 milioni di euro a Sassari, mentre in Sicilia invece l'ultima sestina vincente risale al 2018 con 130 milioni vinti a Caltanissetta.
Il neopresidente della FIPAV, Nino Di Giacomo, al microfono del nostro direttore Arturo Cantella. Una lunga intervista speciale è stata fatta dalla nostra emittente al neopresidente della FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo Sicilia, Nino Di Giacomo, eletto la scorsa settimana alla guida della massima carica pallavolistica siciliana. Un'interessante discussione con il neopresidente impegnato nella sua politica innovativa che intenderà mettere in campo nel settore sportivo, all'insegna del rinnovamento del dialogo con le società sportive, con gli arbitri, con i dirigenti, con i tecnici, al fine di rilanciare il settore che versa in uno stato da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. La trasmissione si potrà vedere su TVA Canale 92 in Sicilia e sui propri canali social YouTube, Facebook e Twitter. Presidente, allora, tra l'altro leggevo nel suo comunicato una dichiarazione molto forte. Il movimento è stato da molto tempo fermo su logiche e meccanismi troppo politicizzati e anacronistici. Insomma, una dichiarazione abbastanza... No, non è pesante, è stata la realtà di come venivano gestite le cariche che il comitato regionale concedeva, perché rispettavano le logiche dei comitati territoriali, perché vi voglio spiegare in sintesi l'entrata di Nino Di Giacomo. Nino Di Giacomo è la novità di questo comitato, perché fino ad ora il comitato regionale era solo espressione dei presidenti territoriali, quindi per territoriali intendo io delle province, perché prima si chiamavano comitati provinciali, poi sono stati accorpati alcune province, ad esempio Agrigento e Caltanissetta ne hanno fatto uno che si chiama Akranis, Montiblei, Siracusa e Ragusa ne hanno fatto uno e hanno preso il nome di territoriali, quindi erano i presidenti che tra loro si spostavano le poltrone, ci vai tu, non ci vai tu e via dicendo. Quindi più che guardare alle esigenze del territorio si guardava alle... No, poi quando si davano le cariche per quanto riguarda più da incarico, gli incarichi, esatto, non veniva per niente privilegiata la competenza, la professionalità, la meritocrazia, perché la Sicilia è ricca di tecnici altamente qualificati. Io nella mia campagna elettorale ho detto darò spazio proprio alla professionalità, alle capacità e al merito, quindi questo il mio intervento era proprio diretto di dare spazio alla meritocrazia. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Geraci Siculo è l'unico comune siciliano candidato come Borgo dei Borghi. C'è il servizio. Entra nel vivo la gara per eleggere il borgo più bello d'Italia 2021. L'unico paese concorrente per la Sicilia è Geraci Siculo, in provincia di Palermo. 15 giorni di tempo per votare e quindi per far arrivare Geraci Siculo e la Sicilia alla finale del 4 aprile, che in prima serata su Rai 3 eleggerà il borgo d'Italia di quest'ottava edizione. In queste ore si moltiplicano gli inviti di varie associazioni ed enti a sostegno dell'unico paese siciliano in gara. Votiamo Geraci Siculo e porteremo in alto la Sicilia. È il motto con il quale l'Unione Madonie, con il suo presidente Pietro Macaluso, invita tutti i cittadini dei comuni dell'Unione e tutti i siciliani che amano la propria terra a votare. Geraci Siculo è l'unico paese siciliano presente nell'ottava edizione de Il Borgo dei Borghi, la grande sfida 2021, organizzata dal programma televisivo Kilimangiaro in onda su Rai 3. Dopo la vittoria di Gangi, Montalbano e Licona, Sambuca di Sicilia e Petralia Soprana, non possiamo perdere l'opportunità di fare vincere Geraci Siculo, continuando così a tenere i riflettori accesi sulla Sicilia e sul nostro territorio, che è ancora tutto da scoprire. Come tutti i paesi madoniti, afferma Macaluso, Geraci Siculo è un autentico gioiello da mostrare e di cui andare fieri. Sosteniamolo. Stesso invito viene lanciato dal circuito turistico Bella Sicilia, del quale anche Geraci Siculo fa parte. Tutti per uno e uno per tutti, l'invito che Michele Isgrò ha rivolto ai 25 sindaci dei comuni aderenti al circuito Bella Sicilia, che dal canto loro hanno favorevolmente risposto, rilanciando con forza la volontà e la necessità di un sostegno corale al borgo siciliano, guidato dal sindaco Luigi Iuppa.
Opportunità che consente di far conoscere il nostro borgo, le nostre bellezze artistiche, architettoniche, ma anche enogastronomiche in questa occasione. L'invito che faccio a tutti quelli che ci state ascoltando, ai telespettatori, di venire a vedere, a visitare Geraci. Geraci è un piccolo paese ma con tanta ricchezza. Vi invito a votare Geraci per il Borgo dei Borghi 2020. Geraci, vi ricordo che è l'unico borgo della Sicilia, quindi chi è più o meno legato, vicino o lontano alla nostra terra, aiutateci con la votazione, dateci questa opportunità di poter competere adeguatamente in questa sfida e perché no a poter vincere. Negli scorsi giorni, nel corso dell'attività eruttiva dell'Etna, la cenere vulcanica ha ricoperto diversi comuni siciliani della fascia ionico-etnea. Se per molti la sabbia nera è stata causa di disagi, soprattutto per strada, per qualcuno è diventata lo strumento adatto per dar sfogo alla propria vena artistica, come il caso di un artista che vive a Riposto che realizza un incredibile ritratto artistico sul suo balcone con la cenere vulcanica dell'Etna. Vediamo. Le varie eruzioni del vulcano Etna, oltre a regalare uno spettacolo insolito, stanno provocando dei disagi alla popolazione dei paesi limitrofi a causa della caduta di cenere vulcanica. L'enorme quantità di materiale vulcanico non ha risparmiato nemmeno la città di Catania e l'aeroporto di Fontanarossa. Un artista catanese però è riuscito a cogliere qualcosa di positivo, creando con la cenere dell'Etna, finita nel suo terrazzo, un'opera d'arte. Angelica Antonella Finocchio, decoratrice e professionista residente a Riposto, invece di spazzare via la polvere nera fuoriuscita dal vulcano più grande d'Europa e uno dei più attivi al mondo, ha messo in moto la propria fantasia e grazie alle sue capacità creative e artistiche ha realizzato un bellissimo disegno sul terrazzo della propria abitazione. L'artista ha creato un ritratto con il volto di una donna dai ricci neri. Un'opera d'arte ammirata e apprezzata da tanti grazie alla condivisione delle foto sui social. Sì, in pratica nel penultimo ormai parossismo, perché poi nel frattempo ce n'è stato un altro, è arrivata qui zona Riposto la cenere dell'Etna ed è arrivata così anche sul mio terrazzo. Insomma, appena ho visto quella cenere, invece di mettermi lì scopo e paletta, ho fatto dopo il caffè pomeridiano, mi sono messa lì e ho cominciato un pochettino a creare qualcosa. Ogni volta che vedo comunque un manto con la cenere dell'Etna, penso sempre comunque a realizzare qualcosa. Cosa hai realizzato nello specifico? Ho realizzato un volto di donna, un volto un pochettino malinconico. Di recente ho avuto una perdita di un amico e quindi è stato, in quel momento pensavo a lui, ecco, e quindi ho avuto quel momento comunque anche per realizzarlo e per sentirmi anche un pochettino meglio, c'è anche un modo per esprimere questo. Quanto tempo hai impiegato e quali sono anche le dimensioni di questo disegno? Ho impiegato circa una mezz'ora. Le dimensioni sono all'incirca 7 metri quadri. Sì, 7 metri quadri, forse sì, qualcosina di più, comunque più o meno siamo lì come dimensioni. Tu sei riuscita a trasformare in questo caso un disagio in qualcosa di bello, in una creazione artistica? Ma vabbè, sì, in questo caso è qualcosa che comunque sicuramente è considerato un disagio, lo è per tanti versi ovviamente. Però comunque in questo caso certo è stato utilizzato per altro. Un'opera d'arte realizzata nel terrazzo della propria abitazione che però è diventata poi di patrimonio un po' di tutti perché l'hai condivisa sui social. Sì, l'ho condivisa sul mio profilo e poi insomma improvvisamente ho avuto molti apprezzamenti, molte condivisioni, insomma sono contenta anche perché poi ho ricevuto tanti messaggi che in qualche modo vedevano in questa gestualità e anche nel risultato che si è ottenuto qualcosa di positivo, comunque davano un valore da una parte sentimentale, da una parte anche una sorta di, come posso dire, monito a non lamentarsi, a cercare di trovare anche nelle calamità qualcosa di positivo. Quanto resterà adesso in vita quest'opera d'arte? Per il momento non ho avuto il coraggio di spazzare il terrazzo. Angelica, naturalmente questa non è l'unica tua creazione perché tu hai
un lungo passato di artista, ecco, è un lavoro che porti avanti da tanti anni. Sì, nell'ambito artistico lavoro da tanti anni, in diversi ambiti. Diciamo a livello proprio professionale ho maturato un'esperienza nel campo della ceramica artistica, quindi dipingo, pittura su ceramica, su tavole in pietra lavica, però sono anche una scenografa, una costumista, una vignettista. In ogni caso riesco in diversi ambiti comunque a trovare una buona strada. Semaforo verde, riparte l'eccellenza, sarà un campionato senza retrocessioni. Il servizio di Carmelo Lentini. Il Consiglio federale ha condiviso la volontà della Lega Nazionale Dilettanti di far ripartire i campionati della stagione sportiva 2020-2021 di eccellenza maschile e femminile di calcio a 11 ed anche i campionati maschile e femminile di serie C1 di calcio a 5. Il via libera è definitivo quindi anche agli allenamenti collettivi, subordinato alla prioritaria tutela della salute, sarà dato dal presidente federale Gravina d'intesa con i vicepresidenti Calcagno ed Alpino una volta recepite le indicazioni specifiche della LND sui format, a valle della riunione del Consiglio direttivo di Lega del prossimo 10 marzo. La FIGC ha inoltre accolto le istanze della Lega Dilettanti in ordine ad un'ampia deroga al format dei campionati dilettantistici, a partire dal blocco delle retrocessioni, ma con la salvaguardia del merito sportivo per le promozioni ai campionati nazionali di riferimento. Per quanto riguarda gli impegni di carattere economico da destinare ai club che riprenderanno l'attività, la FIGC ha fatto sapere che attenderà le misure contenute nell'imminente decreto sostegno predisposto dal governo. Il Consiglio federale ha condiviso all'unanimità la volontà di ripresa della Lega Nazionale Dilettanti e dei suoi club, ha commentato con soddisfazione il numero 1 della LND Cosimo Sibilia. Ora spetta al nostro direttivo fare la necessaria sintesi delle proposte di tutte le regioni. Come LND abbiamo tutto l'interesse nel riprendere a giocare perché è la nostra mission e perché lo dobbiamo alla passione sconfinata di migliaia di tesserati. Ripartire con i campionati regionali di vertice sarà un segnale di speranza per tutto il movimento del calcio di base. In sintesi, mercoledì prossimo 10 marzo, in occasione della riunione del Consiglio direttivo della Lega, si conosceranno le nuove direttive per la ripresa dei vari campionati. Si presume, se non ci saranno ulteriori ostacoli dovuti alla pandemia, che si possa ritornare in campo a partire dal prossimo mese di aprile. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione, per essere stati con noi e buon weekend. A presto.